Signori e signori, buongiorno. Oggi è mercoledì 27 ottobre 2010. È Renato De Paoli che vi parla da Leda Production Isole Sparse. Oggi parleremo di rifiuti, discariche, inceneritori. Parliamo di questo perché per confutare un po' le argomentazioni che stanno nascendo in seguito al caso delle manifestazioni campane, non le campane che suonano, ma le campane quelle del paese, che è un nome strano, è difficile perfino da pronunciare, Terzigno. Allora, siccome il professor Massoni ha argomentato che il nord sarebbe la causa del male anche di quello che c'è in Campania, a noi interessa portare qualche dato, perché se il professor Massoni ha detto che i cattivoni sono gli industriali del nord, andiamo a vedere se è vero. Allora cominciamo dal dato che tiriamo fuori da Wikipedia, elenco degli inceneritori in Italia. Allora vediamo che al primo posto di inceneritori c'è la Lombardia, che ne ha 12 impianti di inceneritori. Poi c'è l'Emilia Romagna e la Toscana, che ne hanno 8, e poi viene Veneto e Lazio, che ne hanno 4, poi più giù gli altri, e andiamo a vedere il dato della Campania, che ne ha 1. Va bene? Totale in Italia 51. Potete andare su Wikipedia, schiacciate inceneritori in Italia, vedrete che il Piemonte ne ha 2, l'Alto Adige ne ha 1, il Venezia. Va bene? Ma un altro dato che bisogna portare all'attenzione del professor Massoni è il numero delle discariche. Allora qui abbiamo una fonte ARPAV. Numero delle discariche dedicate allo smaltimento di rifiuti speciali in Veneto nel 2005. Questo è un dato un po' vecchiotto, ma insomma non ne abbiamo trovati per ora di più recenti, ci riserviamo di approfondire la ricerca. Allora, i rifiuti speciali nel Veneto nel 2005 è di 83, le discariche per i rifiuti, lo smaltimento rifiuti speciali 83, va bene, di cui 17 per rifiuti non pericolosi ex 2B e 66 per rifiuti inerti ex 2A. La quantità di rifiuti speciali smaltiti nel 2005 ammonta a 2.811.037 tonnellate, di cui 2.139.726 non pericolosi, 93.342 pericolosi quintali, tonnellate scusate, e 577.969 non pericolosi assimilabili agli urbani. Leggiamo l'altro capoverso, poi ci fermiamo. Le province che nel 2005 hanno smaltito maggior quantità di rifiuti speciali in discarica sono state Verona 39,1%, seguite da Vicenza 19,4%, Treviso 14,6%.
questi sono i cattivoni. Professor Massoni, diamo i dati ogni tanto. Allora invece vediamo qua un'altra fonte, la fonte è comunicato stampa, Corpo Forestale dello Stato, in un sito di Libero, la Puglia, Osservatorio Puglia, presentata l'indagine conoscitiva sulle discariche abusive. Il bel paese è aggredito dalle discariche abusive, diminuisce il numero ma aumenta la loro estensione. È la Puglia con la maggior numero di discariche abusive, circa 600. Invece il Veneto ha il primato della superficie di discariche. La regione Veneto mantiene il primato del maggior numero di discariche, circa 5 milioni e mezzo di metri quadrati dedicati alle discariche e non abusive, va bene? Anche se anche qua ce ne sono, per carità. Questi sono dati che mi piacerebbe commentare con il professor Massoni e con chi ha stabilito che il nord sono i cattivoni che portano tutte le immondizie e i loro rifiuti speciali, tossici, nocivi, portano in Campania perché sono uniti con la mafia. Questo è il ragionamento che è emerso. Invece andiamo piano. In Veneto c'è di tutto e di più, ma lo smaltimento dei rifiuti risale a quando ero consigliere comunale a Cerea, 1975-80-85. A quell'epoca feci una memorabile battaglia con la raccolta in piazza di 900 firme contro la discarica che si voleva fare dove adesso c'è un'oasi protetta. 1975-80, e quella volta c'era la ditta Aspica di Verona, Aspica, famosa Aspica, che faceva la raccolta. La giunta era la giunta Capuzzo e io ero consigliere comunale e non se ne fece nulla di quella discarica incontrollata che doveva essere il luogo dove veniva conferita tutta l'immondizia della provincia di Verona. Quindi qualcosa da dire ce l'ho. Non solo, allora fu inventata la discarica della Torretta Torretta Veneta, un luogo mitologico quasi dal punto di vista storico di importanza veneta, che è lì sotto Legnago, dopo Cerece, e la discarica venne fatta lì. Oggi il conferimento di rifiuti, forse anche di 2 province, visto che c'è anche la provincia di Vicenza che la utilizza, va a finire a Torretta. Questo era solo per dare un dato e portare un po' di chiarezza in una materia dove se no si può dire di tutto e di più. Va detto, secondo noi, che il problema va risolto all'origine. Le ditte che producono materiali ingombranti da smaltire eccetera devono caricare sulla merce questa cosa, non scaricarla prima, vendere la merce inquinante e poi trovarcela tutti quanti da smaltire. Mettiamo i veri costi dentro la merce. Se un computer smaltirlo costa 100 e mettiamoci dentro anche lo costo del smaltimento quando lo compriamo, allora ci rivolgeremo alla carta e penna che costa molto meno, per esempio. Ma questo non è più possibile. Vediamo però se qualcuno potrà utilizzare più felicemente questi dati che io così raccolto velocemente e saprà rispondere a questo video. Grazie, buona mattinata, sono le 6:20 e questa è l'edizione del mattino.